Storia. L'opportunità è quella di, intanto noi dobbiamo essere un'azienda, un ente dimostrativo, quindi quello che noi dobbiamo farlo per mostrare agli altri come le cose possono essere fatte, non perché noi siamo i più bravi di tutti, ma perché ci applichiamo e la nostra mission è proprio questa, quella di essere dimostrativi. Quindi anche nella ricrescita, la rinascita dei boschi, noi vogliamo essere dimostrativi. Quindi ci sono dei progetti che stiamo portando avanti in collaborazione con l'Università di Padova, sia per foreste come Malgonera, che è assolutamente irraggiungibile, e quindi per capire la ricrescita naturale come avviene in una foresta persa in mezzo alle montagne, verso la quale non ci sarà nessuna raccolta di legno, sia altre foreste invece che sono gestite al 100% come il Cansiglio, dove invece vogliamo capire la ricrescita naturale e la ricrescita gestita dai nostri tecnici, come può andare avanti. Tutto questo è un'opportunità per il futuro, per capire nel futuro come eventi di questo tipo possono essere meglio gestiti dalle comunità. Grazie. Di un privato siete riusciti a trovare una soluzione per una parte di foresta? Diciamo che noi siamo partiti subito con l'idea di assegnare alle imprese boschive con le quali normalmente lavoriamo in Cansiglio, di assegnare le diverse particelle per dare a tutti la stessa possibilità, la stessa opportunità di lavoro, un lavoro che per le imprese boschive dura circa 1 anno e mezzo, 2 anni, compresa poi anche quelle che sono state gli schianti della primavera per la neve. L'impresa Itlas, l'azienda Itlas, Patrizia dei Tossa, si è subito fatta avanti, ha detto guardate che per quello che è successo io mi metto a disposizione, quindi sono disposto ad acquistare tutto il faggio che è schiantato, indipendentemente dal fatto che sia 1, 2, 10 volte superiore alla quantità che io posso normalmente prendere dalla foresta del Cansiglio, però sono disposto a portarlo a casa e il grande passo anche psicologico che è stato fatto dalla sua parte è quello di dire te lo pago alle imprese boschive quello che lo pagavo anche prima, in modo che non ci sia speculazione su questo. Questo è stato meraviglioso. Adesso la situazione qual è nel Cansiglio e più in generale? In generale non glielo so dire, io gestisco 16.000 ettari di foreste demaniali della regione, le posso dire qual è la nostra situazione. Il Cansiglio fra tutte è quella che è stata sicuramente più toccata e oggi abbiamo raccolto l'84% delle piante schiantate da Vaia e dentro fine anno noi termineremo con la raccolta. Dopodiché nel 2021 inizieremo la raccolta più diffusa, difficile e costosa, ma la faremo anche quella, degli schianti che ci sono stati con le nevi della primavera del 2019. Vabbè, io avrei un'altra domanda da fare, nel senso, tutto